Bentornati e bentrovati a Storie. Proviamo come ogni giorno a raccontare un pezzettino della nostra storia, un pezzettino di quella che è la storia della cultura occidentale per capire cosa ci si riflette dentro, cosa ci si capisce dentro, che cosa in qualche modo si può comprendere di quello che siamo noi oggi. Stiamo raccontando la vicenda interessantissima del Medioevo ellenico, di quell'epoca definita oscura in cui si costruisce la grande civiltà occidentale nel mondo greco. Dal XII secolo all'VIII secolo a.C. cambia il mondo perché quelli che erano i grandi regni micenei, i protagonisti dell'epica di Omero, vengono soppiantati da remoti villaggi sconosciuti che in qualche modo cominciano a diffondere la loro cultura, la loro conoscenza, il loro sapere molto pastorale nelle grandi zone della Grecia e via via nelle zone dell'Asia minore e della Turchia. Che cosa succede a questo punto? Succede che cambiano tante cose e la più significativa è il fatto che cambi il modo di combattere. Che cosa vuol dire che cambia il modo di combattere? Ecco, nel mondo miceneo si combatteva attraverso singolar tenzone. Nell'Iliade e nell'Odissea tante volte abbiamo visto dei duelli. Il duello era un modo tipico di combattere del mondo miceneo, che era fondato sugli eroi, cioè su coloro che in qualche modo difendevano l'orgoglio, la fama, la nobiltà della loro origine, la nobiltà delle loro idee attraverso il combattimento. Ecco, col mondo dorico, con la grande avventura dei Dori, col grande cambiamento di paradigma del Medioevo ellenico, i protagonisti non sono più gli eroi, i protagonisti sono gli opliti. Opliti è una parola interessantissima perché l'oplita deriva da oplon, è proprio lo scudo, colui che è dotato di scudo. L'oplita non è un eroe, l'oplita è colui che sta in una schiera. Sta in una schiera ben determinata, e questa schiera ben determinata è fatta da tante persone che hanno uno scudo nella mano sinistra, nel braccio sinistro, e una spada, una lancia, più che una spada, una lancia, nella mano destra. Scudo nella sinistra, lancia nella destra, una accanto all'altro, vanno in giro a testuggine e si difendono l'un con l'altro, per cui nessuno può fare quello che vuole perché sono un corpo solo, nessuno può andare al posto di un altro perché ognuno è necessario lì. Ecco, si sostituisce al mito dell'uomo solo, al mito dell'eroe, si sostituisce il più prosaico modo di combattere tipico di coloro che sono un popolo di combattenti, sono un popolo di persone che difendono costantemente la loro terra insieme. E questa è la grande caratteristica che in qualche modo fomenterà il cambiamento dall'antica epoca micenea alla nuova epoca greca. Il cambiamento sta proprio lì, dal passaggio dal singolo alla comunità, dall'eroe agli opliti, ma soprattutto dal singolo inteso come combattente alla comunità intesa come luogo in cui in qualche modo ciascuno trova la propria espressione perché occupa e sta al proprio posto. Come vedete i temi di riflessione non sono pochi e quotidianamente ogni elemento che aggiungiamo non fa sì che ci facciamo altre domande rispetto a quello che è il nostro tempo e la nostra società. In un'epoca di grandi star, in un'epoca di grandi uomini al comando, la filosofia dell'oplita è la filosofia di chi capisce che deve stare al suo posto per difendere se stesso e per difendere la vita del proprio fratello. È una narrazione diversa da quella da cui siamo abituati quotidianamente, ma una narrazione che ha molto da dirci. Vale più il popolo e il singolo? Vale più il coraggio di uno o la quotidiana eroicità di molti? Questa è una domanda eterna che ci accompagna per tutta la storia e che ci farà compagnia nelle prossime puntate di Storie.